Amici, buongiorno, rassegna stampa di martedì 26 gennaio 2021. Andiamo subito alle notizie. Cominciamo con Made in Polesine. C'è il comunicato di Don Damiano, che è il parroco di Taglio di Po, che spiega la processione di domani, che noi seguiremo in streaming in diretta sia sulle nostre pagine che sul gruppo Made in Polesine. Alle ore 15 una carrozza speciale trainata da un cavallo porterà la nostra Madonna del Vaiolo. Dalle notizie che abbiamo, mai è stata sospesa la processione anche durante le guerre e quindi anche in questo periodo particolare la comunità di Taglio di Po potrà assistere perlomeno in maniera virtuale in streaming a questa processione che tanto è sentita dalla popolazione. Brutto episodio ad Adria, sono state imbrattate alcune strade ed alcuni edifici con scritte fasciste. C'è stata la sollevazione anche da parte dell'amministrazione e in particolar modo del sindaco Omar Barbierato. Ci fa piacere anche complimentarci con Claudio Modena, cittadino di Po Tolle che abita da tanti anni a Roma, che ha fatto un libro, Giuseppe e Anita Garibaldi, una storia d'amore e di battaglie, che ieri il Fatto Quotidiano appunto nazionale, ha riservato una pagina intera sul suo libro. Pagina della Voce di Rovigo, prima pagina: l'Europa ci tratta da untori, infatti la UE vuole inserire il Veneto in zona rosso scuro, ci mancava solo questa, ad alto rischio, ma lo fa con dati sballati. Facciamo una piccola polemica: la Lombardia ha i dati sballati, Veneto c'è i dati sballati, ma i dati sballati chi li manda? Punto di domanda. Questo qua lo sapremo, lo scopriremo solo vivendo. Sempre dalla Voce di Rovigo, super bonus, chiediamo al Ministero di assumere personale dedicato all'urbanistica, è la proposta del capogruppo dei Fratelli d'Italia Mattia Moretto. Infatti ha presentato una domanda al Ministero per lo Sviluppo Economico per ottenere un contributo per l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale da adibire agli uffici tecnici per l'effettuazione di tutti gli adempimenti, che sono tanti e anche complessi. Sempre dalla Voce di Rovigo, ristori per gli orticoltori, al via la presentazione delle domande, fondi riservati a tutti coloro che hanno subito perdite a causa dell'emergenza Covid. Infatti, ricevuto il nulla osta della terza commissione consiliare, la Regione del Veneto pubblicherà un bando per la presentazione delle domande di ristoro riservati agli orticoltori veneti che hanno subito perdite a causa dell'emergenza sanitaria. Sempre dalla Voce di Rovigo, cimitero ebraico lasciato in incuria, ancora una volta Rovigo non arriva preparata all'appuntamento con la giornata della memoria, che ricordiamo si terrà domani 27 gennaio. Abbiamo fatto anche noi come Made in Polesine un articolo già un paio d'anni fa e le cose non sono assolutamente cambiate già da allora. In Polesine un'impresa su 100 ha dovuto chiudere i battenti, la Confapi manca la fiducia, per questo non vengono aperte nuove attività. Non solo, ricordiamo che il 31 marzo, a meno di altre proroghe, finirà l'impossibilità di licenziare e purtroppo tante aziende saranno costrette non solo a licenziare ma anche a chiudere per la crisi dovuta a questa emergenza pandemica. Andiamo sul Corriere del Veneto, riaprono le scuole ma è scontro con l'UE. Questa è la prima pagina e poi c'è all'interno: auto finisce nel Bacchiglione, 2 giovani si salvano a nuoto. I soccorsi tempestivi, non solo delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, ma anche delle persone presenti, hanno evitato che l'acqua gelida creasse ulteriori problemi ai giovani di Rosolina. Una notizia che viene dal web: Giovanni era un personaggio, per chi frequenta le spiagge del Delta, conosciutissimo, purtroppo ci ha lasciati e ci fa piacere ricordarlo anche nella nostra rassegna stampa. Prima pagina del Gazzettino di Rovigo, la notizia secondo noi importante: Adria chiude il reparto per i contagiati dal virus, la minor pressione dei ricoveri scesi a 86 come inizio novembre, ha indotto l'ULSS a concentrare a 300 l'assistenza sanitaria ai malati. Notorious, che il multisala a Borsea di Rovigo, pronto a riaprire tra poco più di un mese. In ogni caso, ancora in cassa integrazione i 10 dipendenti del multisala di Borsea, rinviata l'inaugurazione di 2 delle 8 sale restaurate dopo il rogo del 2017. Una notizia che ci fa piacere sottolineare: Riccardo Zanellato, l'articolo tradotto dice: Riccardo Zanellato è impressionante e carismatico, un grande polesano. E per finire questa immagine dello stravedamento dell'8 gennaio 2021, una Venezia bellissima con le Dolomiti a sfondo. Bellissima questa fotografia. Per la nostra rassegna stampa è tutto, come sempre vi ringraziamo dei vostri ascolti, vi invitiamo domani a seguire il nostro streaming per quanto riguarda la solenne processione a Taglio di Po della Madonna del Vaiolo, e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!